Amici, oggi vi porto con me a vedere una bella chiesetta alpina. Questo giro non ha una meta ben precisa. Si tratta di un allenamento in cui devo fare molti chilometri e la strada, in questo momento, mi sta portando nel comune carnico di Ampezzo, in provincia di Udine. La salita per arrivarci è appena cominciata. Tale comune conta poco meno di 1000 abitanti ed è situato ad un'altezza di 560 metri sul livello del mare. Intanto che compio queste pedalate, approfitto per salutare il piccolo Davide e sua mamma Francesca. So che mi seguite sempre e mi fa molto piacere e per questo vi ringrazio. Ancora qualche centinaio di metri ed usciremo dal comune di Socchieve per entrare appunto in quello di Ampezzo. Il centro è molto bello, pieno di case colorate. Ecco in lontananza il campanile. Come detto, i colori sono molto belli e vivaci e le costruzioni caratteristiche. Superato l'abitato di Ampezzo, ho proseguito in direzione Forni di Sopra e Forni di Sotto, quando all'improvviso un piccolo cartello stradale di colore giallo ha attirato la mia attenzione. Indicava la presenza della chiesetta alpina. Incuriosito, visto che non ho particolare fretta oggi, sono andato a vedere. È proprio in cima al cucuzzolo, mi fa fare ancora un po' di salita. Ed eccoci giunti alla chiesetta alpina. Non l'ho mai visitata, non ho idea di come sia. Adesso faremo la salitina, un po' ripida, la faremo a piedi perché è sterrata e poi vi farò vedere appunto come è fatta questa struttura. Andiamo! Mi sa che un'altra strada più normale per raggiungere questa chiesetta non c'è e allora, visto che è qua vicino, salgo a piedi. La salita è un po' scomoda, ma neanche tanto, va, è tutto prato. Non sono mai stato da queste parti e a dire il vero volevo andare in tutt'altro posto. Poi mi piaceva continuare a fare un po' di salita, allora ho seguito la strada e mi sono imbattuto in questa chiesetta alpina, che non sapevo che ci fosse. E allora, anche se salirci a piedi è un po' faticoso, vedete com'è il terreno, ci arriviamo lo stesso. Ed eccoci arrivati alla chiesetta. C'è una mitragliatrice, un crocifisso. Adesso parcheggiamo la bici e ve lo faccio vedere con calma. Ecco, raggiunta con un minimo di fatica, questa fatica viene appagata dalla bellezza e dalla semplicità della struttura e dalla bellezza della natura. Siamo proprio immersi tra gli alberi nella natura con un bel panorama. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video ad Ampezzo, alla chiesetta alpina. Vi ringrazio per essere stati con me in questa mia piccola faticata e ci vediamo al prossimo video. Ampezzo e chiesetta alpina, Lucoral è stato qui. Un saluto faticoso da Lucoral.